Venezia. Tragedia nel parcheggio multipiano comunale di Piazzale Roma. Nella notte un tedesco di 47 anni ha perso la vita cadendo dall'ultimo piano dove aveva parcheggiato l'auto. Sul posto gli agenti della polizia e i sanitari del 118, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella del gesto estremo, ritenuta la più probabile anche dopo il controllo delle immagini. La segnalazione è arrivata poco dopo la mezzanotte dal portiere del parcheggio, ma il 47enne avrebbe raggiunto la struttura verso le 21:30. Dalle telecamere si evince che fosse solo. Il magistrato ha disposto il sequestro dell'auto, depositata nel garage da 4 giorni. Maerne. Mamma, è venuto un ladro e ti ha portato via la borsa. Questo si è sentita dire una signora che aveva lasciato in auto per pochi istanti la figlia di 5 anni, il tempo di andare a prendere l'altra bimba di 2 all'asilo. In quel lasso di tempo un uomo avrebbe aperto la portiera e arraffato la borsa della donna sotto gli occhi sconvolti della bambina. Al ritorno la mamma l'ha trovata in lacrime, terrorizzata, ma sana e salva. Venezia. Hanno approfittato del caos durante i cortei no TAV e no grandi navi per borseggiare i turisti, ma non sono passate inosservate alle forze dell'ordine mentre si agivano nelle vicinanze degli imbarcaderi a SciTV. Le vittime designate erano 2 turisti cinesi che, grazie a un dipendente dell'azienda che ha avvisato gli agenti della polizia ferroviaria, sono stati risparmiati. Le 3 borseggiatrici, trentenni originarie dei Balcani, già note alle forze dell'ordine, sono state arrestate e portate in carcere in attesa del processo per direttissima.